Oggi, 5 dicembre 2014, inauguriamo la 47esima mostra del progetto Arte 52. Ci avviciniamo alla fine di un lungo progetto e anche di un progetto molto fortunato, però non mancano le sorprese, come riavere nel nostro museo Marina Madeddu che aveva esposto già nel 2013 in un'altra fortunata mostra del gruppo 1+1+1, che appunto univa assieme artisti diciamo dell'area concreta come Marina Madeddu, come Dionigi Losengo, che tra l'altro oggi, coincidenza, vuole che faccia il finissage, e Mauro Assaddi. Questa mostra ha un carattere particolare perché troviamo la ricerca di Marina Madeddu che passa dalla pittura alla fotografia, e in particolare mi piace sottolineare proprio questa cosa, come la sua pittura e la sua ricerca fotografica coincidono in un certo senso nella ricerca della sintesi della forma, quelle poche linee sinuose che poi determinano i concetti che lei vuole esprimere oppure le emozioni che lei vuole regalarci. Una mostra raffinatissima, non solo a detta mia, ma anche da quei pochi addetti ai lavori che hanno potuto vederla in anteprima. Vi invito a venire a vederla, numerosi come sempre, anche perché adesso è un periodo propizio con le vacanze natalizie. Grazie. Noi abbiamo nella prima sala un cielo nitido, azzurro, tipicamente estivo, che infonde effettivamente una certa allegria. Nella seconda sala invece le luci si fanno molto più tenue, la luce è quasi meridiana, è come se questa sabbia delle dune si mischiasse col cielo e non ci fosse quasi più orizzonte fra l'uno e l'altro elemento, ma a ricordarci che sono posti comunque che sono stati ripresi con le persone che si sono indebitamente ma allegramente infilate in questa zona dove sarebbe vietato transitare le dune. Questo è il titolo della mostra di Marina Madeddu. Ecco che sono proprio le persone in certe immagini a farci vedere i crinali, a farci vedere come queste dune di sabbia, come queste montagnette che potrebbero sembrare anche delle nuvole in certi scatti, ecco invece che hanno per esempio come questa bellissima sequenza che sembra tra l'altro, e Marina Madeddu mi si perdoni se si ricorda sempre la sua matrice di pittrice, ma è una cosa buona, è una cosa che si accompagna a questo nuovo tipo di ricerca, a questo interesse per la fotografia che lei ha sempre avuto e che sta sviluppando negli anni sempre in maniera più decisa. Diciamo che queste figurine e anche le stesse sagome delle dune possono riportare anche a far pensare a dei corpi, e qua mi riallaccio a un altro tipo di ricerca fatta precedentemente da Marina e che non ha ovviamente cittadinanza nel museo di Sagorona Rugna in questo momento, ma uno studio che lei ha condotto sul corpo e soprattutto sul corpo delle donne. Mi pare che si rispecchi in maniera molto riservata anche su questa bella sequenza di foto stampate tra l'altro alla perfezione su carta molto pregiata, e dove veramente sarebbe possibile quasi contare i granelli di sabbia di queste meraviglie. Come nasce questa nuova ricerca? Io la chiamo pittorica, ma in realtà si tratta di fotografia. Si tratta di fotografia digitale, solo la stampa non è una stampa fine art. Come nasce questa ricerca? Io ho sempre fatto fotografia, sin da bambina. Ho sempre, insomma, mio padre era fotografo, quindi mi ha insegnato l'arte del mestiere. Questa ricerca, questa mostra proprio, nasce per caso, per puro caso. Tanti anni fa io andai alle dune di Tiurada per fare il bagno, insomma, e lì insomma, mi ha stupito questo paesaggio bellissimo, queste dune altissime e con la sabbia molto bianca, e soprattutto tutti i personaggi che ci camminavano sopra divertendosi. E così ho cominciato a fare i primi scatti. Dopodiché, rivedendoli a casa, mi sono piaciute molto queste foto
e ho voluto riprendere proprio nei vari anni questa ricerca proprio fotografica, anche cercando di fotografare le dune in vari periodi dell'anno, in varie situazioni meteorologiche. La ricerca è talmente raffinata che si intravedono sì, le orme, quasi come se fosse una texture, ma le orme delle persone sono anche la presenza umana. Sì, io ho voluto cercare nelle orme proprio questa presenza, lo spirito dell'uomo. Insomma, anche se l'uomo non c'è, nelle dune si percepisce proprio la presenza umana. Quindi queste foto esposte in queste due sale, in una ci sono le foto molto allegre, molto vivaci, piene con questi colori azzurri, perché la giornata lo permetteva, e le persone che giocavano e si divertivano a giocare, a rotolarsi sulle dune oppure a scrivere con le pietre. Quindi per me queste pietre erano dei segni, i segni della pittura, erano il punto, erano segni, simboli. Mentre le foto in questa sala sono più soft, più calme, più meditative, perché sono riprese anche in una giornata in una giornata cupa, in una giornata una giornata con molta foschia, dove pensavo di non riuscire a cogliere nulla, e invece lì proprio mi è sembrato di cogliere lo spirito del luogo, un luogo magico. Dietro gli occhi del fotografo ci sono gli occhi dell'artista, perché tu fai una grande sintesi, cioè c'è un gioco di bianchi, sì, e solo l'azzurro del cielo. Mi piacevano i bianchi, avrei voluto che le immagini fossero bianche, ma o molto chiare, come in questa sala. Le immagini sono proprio pulite, chiare, nitide, anche con queste forme molto semplici, che però non vogliono essere... questa semplicità non è dettata dal non sapere, la semplicità è proprio l'essenza delle cose, insomma. Tutto ciò che io ho studiato, tutto ciò che ho, come si dice, metabolizzato sì, ho metabolizzato in questi anni, poi ecco, sta venendo fuori con queste sì, perché c'è una continuità, sì, assolutamente una coerenza nella tua ricerca artistica. Sì. Le forme sinuose. Le forme sinuose, come i miei padri. Beh, le dune del resto hanno queste forme sinuose talvolta sono piatte, ma non sempre, talvolta somigliano a dei triangoli anche. Avete visto quando dove c'è il vento, insomma, lì ci sono delle forme triangolari che sembrano quasi delle piramidi egizie. Tutto qui. Sì. Sembra quasi a volte di avere anche che dia un'atmosfera metafisica, perché tu parta da una ricerca concreta, perché sembra di trovarsi in altri mondi. Effettivamente io volevo cogliere lo spirito del luogo. Va bene, poi lascio alle persone guardare le foto e cogliere quello che non si può dire a parole. Io credo che il messaggio sia assolutamente trasmesso, ma sono di parte anch'io. Insomma, certe cose non si possono raccontare, si possono solo percepire, e allora lasciamo che le persone riescano a percepire questo messaggio che io vorrei dare loro. Grazie per aver risposto. Grazie a te.